Sindaco, alla luce di questa operazione dei Carabinieri che ha visto il centro storico Ravanusella, Vallicaldi come piazza di spaccio, ecco, il Comune oggi ha ritenuto di fare le sue precisazioni in vista anche di una riqualificazione di un quartiere che deve andare recuperato a breve. L'attenzione dal punto di vista della riqualificazione urbana ormai è di qualche anno con il progetto Ravanusella, ma l'attività di controllo e di contrasto al sistema di diffusa illegalità che in questa area periferica dal punto di vista del concetto, sostanzialmente all'interno del centro della nostra città, il centro del centro della nostra città è oramai da un anno. Con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ci siamo occupati della questione Ravanusella, il Comune ha a più riprese sollecitato un intervento importante su quell'area di ripristino di legalità, attività che sono state compiute nel tempo, ce lo ricordiamo, dalle forze di polizia e oggi con questo importante intervento che è stato paziente, costante, ci sentiamo di ringraziare il Comando Provinciale dei Carabinieri, tutti i Carabinieri che hanno partecipato a questa operazione, il Comandante Provinciale Pellegrino, ed è un'attività che deve continuare, noi speriamo nel tempo, per ripristinare legalità in un quartiere centrale della nostra città. Accanto a questo vi è un'attività necessaria anche sul fronte del contrasto a quelle attività di minor livello di illegalità, ma che pure illegalità sono. Penso al conferimento indifferenziato dei rifiuti in tutte le ore. Abbiamo potuto svolgere un'attività in questo senso con l'uso di telecamere nella parte bassa del quartiere di Ravanusella. Il problema di un'attività ancora più pervasiva nel tempo è stato arrestato proprio perché vi era in corso questa attività dei Carabinieri. Prossimamente il Comune, d'intesa con le altre forze dell'ordine, continuerà nell'azione di recupero di legalità in un quartiere particolarmente, riteniamo noi, pregiato dal punto di vista dell'esigenza di futuro per la città, che non lo è sostanzialmente per la deriva che in un certo momento ha avuto. Anche qui va detta una cosa: noi abbiamo buoni rapporti con la comunità senegalese, che si è anche intestata attività di protagonismo civico in città, ce lo ricordiamo, e grande parte di essi collaborano anche all'attività di sviluppo della differenziata, un'altra porzione no, anche di senegalesi, mentre abbiamo grosse difficoltà con altre comunità, per cui occorre un'azione di integrazione che va sviluppata ad ampio raggio. Intanto oggi questa attività di repressione è un'attività che non può essere isolata, ma deve essere continuata, e per parte nostra con i vigili urbani svilupperemo una serie di iniziative che nel prossimo futuro vedranno anche importanti risultati sul fronte della lotta all'evasione fiscale, sulla lotta al sacchetto selvaggio.